C'è purtroppo una brutta notizia oggi, che la Procura di Biella ci ha inviato in AS, ha bloccato un ulteriore lotto di AstraZeneca, che è quello del Piemonte di ieri. Sono da poco passate le 12:30 quando Zaia, nel consueto punto stampa di Marghera, comunica il blocco del lotto ABV 5811 dopo il caso sospetto della morte di un insegnante registrato in Piemonte. Il provvedimento della Procura di Biella riguarda nel solo Veneto 41.300 dosi, la metà già somministrate in tutte le ULS, tranne l'1 Dolomiti e la 9 Scaligera. La situazione precipita però nel pomeriggio quando la stessa AIFA, presieduta dal trevigiano Giorgio Palù, a sospendere in via precauzionale la somministrazione di tutti i vaccini AstraZeneca sul territorio nazionale sulla falsariga dei provvedimenti adottati da Francia e Germania in attesa del pronunciamento dell'EMA. Sempre AIFA comunica che saranno rese note al più presto anche le modalità di somministrazione della seconda dose. Era stato lo stesso Zaia del resto da Marghera a chiedere chiarezza una volta per tutte. Se il vaccino è con causa o causa della morte o non c'entra niente, bisogna chiarirlo velocemente. Però a me spiace anche pensare che qualcuno possa pensare di aver inoculata la morte, nel senso che, ma ragazzi, il 50% di defezioni nelle vaccinazioni ci dice questo e c'è paura nelle vaccinazioni. Paura che nonostante le rassicurazioni della scienza si è vista nel weekend con le tante defezioni registrate in molte ULS del Veneto e la necessità di provvedere a convocazioni suppletive d'urgenza come a Treviso, dove sono stati coinvolti in extremis anche dipendenti comunali e operatori dell'informazione. Dottor Benazzi sabato si è ritrovato 1.000.000 di dosi sul tavolo, a sorpresa. E ha fatto quello che deve fare un direttore. Secondo voi poteva buttare via 1.000 dosi? Semmai, continua Zaia, il problema sta a monte e riguarda quelle tante troppe persone che non si sono presentate all'appuntamento mandando in tilt la macchina sanitaria. Faccio un appello, almeno chiamino e si disdicano la prenotazione perché noi siamo imbarazzati. Appello che arriva in un momento cruciale per il Veneto, di nuovo in zona rossa per volontà del governo, non una scelta regionale, sottolinea Zaia, chiedendo proprio all'esecutivo di accelerare sul decreto sostegno e sul supporto alle famiglie alle prese con la didattica a distanza, un quadro che con il blocco AstraZeneca si complica ulteriormente.